Siamo qui a Villanova, luogo storico di Beato Dorico, e stiamo assistendo al taglio indiscriminato di una bella porzione di piccoli boschetti. Qua la nostra veduta è abbastanza spiacevole perché ci troviamo con un bellissimo ciliegio che avrà senza dubbio 20 anni, completamente abbattuto, platani, ciliegi, salici. Sappiamo che tutto serve per fare buona legna, però non ci domandiamo sul fatto di portare a zero intere piccole superfici alberate che sono sempre un polmone verde e un grandissimo aspetto paesaggistico delle nostre campagne friulane. A pochi distanza dall'autostrada troviamo ancora queste fioriture, simbolo appunto di un territorio ben più antico, ben più che ha avuto il tempo di potersi evolvere nei secoli. È un peccato che purtroppo molte di questa natura non venga vista e gli venga tolto lo spazio necessario senza minima considerazione. In questo sito qua troviamo ancora alcune delle specie simbolo ancora presenti, quali la Rosa arvensis, tipica dei boschi planiziali, il pioppo tremolo, il ciliegio padua, ovvero l'agroecosistema di Villanova comprende ancora un sistema di siepi piuttosto fitto, potenzialmente valido per poter ancora mantenere queste specie. La domanda è come intervenire per evitare l'estinzione di specie come il Giglio martagone, che sono ancora presenti in qualche ambito planiziale ma che purtroppo non hanno ancora in tutti i siti la degna tutela.